accorse di lei ed allora provò ad un party in piscina. Senza invito non entra nemmeno la luna, quindi rotolò su champagne e caviale e se ne andò a cercare un po' più là qualche cosa da fare. Dopo aver pianto un po' per un altro no, per un altro no di un cameriere. E allora giù, quasi per caso, più vicino ai marciapiedi, dove è vero quel che vedi. E allora giù, senza bussare, tra le ciglia di un bambino per potersi addormentare. E allora giù, fra stracci amore, dove un lusso la fortuna, c'è bisogno della luna. E allora giù, giù. Quasi per caso, più vicino ai marciapiedi, dove è vero quel che vedi. E allora giù, senza bussare, tra le ciglia di un bambino per potersi addormentare. E allora giù, fra stracci amore, dove un lusso la fortuna, c'è bisogno della luna. E allora giù. Un bellissimo applauso a Iris Di Nai, giovanissima, rigorosamente dal vivo. Guardate che gioiellini abbiamo. Questa sera parleremo di femminicidi, parleremo di solidarietà, ma soprattutto cosa sta succedendo a noi donne. È colpa nostra? Di chi è la colpa? Questa sera ne parleremo con persone che veramente trattano il problema, lo stanno affrontando seriamente, e noi abbiamo acceso i riflettori questa sera su un tema molto particolare. Forse si spengono troppo presto questi riflettori e noi invece dobbiamo sempre tenere accesa questa fiamma, perché siamo noi che moriamo. Allora vi presento subito i nostri ospiti di questa sera. C'è la dottoressa Katia Morellato, che si occupa proprio di accoglienza e di cura di queste donne con queste sofferenze immani. Vicino a lei abbiamo Rita Gianetti, presidente di Telefono Rosa, che voi avete già conosciuto. Grazie Presidente anche di essere qui anche lei, col centro antiviolenza che abbiamo qui a Treviso. Poi abbiamo la presidente delle farmacie comunali, la dottoressa Lorenza Cenedese, grazie, e daremo dei dati molto importanti su questa raccolta incredibile che è stata fatta nell'anno 2019 nelle farmacie di tutta Italia. E vicino a lei abbiamo Luca Moretto, un artista, ma non solo, e poi spiegheremo il perché. Io direi subito di partire con il primo servizio alla regia, perché capirete cosa è stato successo, cosa è successo nella raccolta delle farmacie comunali. Buongiorno grande famiglia di Rete Veneta, siamo in via Rota e stiamo entrando nella farmacia comunale. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Tutto bene? E lei? No, io sono solamente qui per consegnare dei volantini, perché oggi, essendo la giornata mondiale dell'infanzia, è giusto che le persone abbiano un momentino di cuore, un momentino di quella generosità per chi veramente ne ha bisogno. Allora, siamo con il Fante.
con l'infante Parisi Paolo dell'Associazione Infanti di Breganze. Allora, Oggi sono qui con il presidente Emanuele appunto per dare una mano, per aiutare questi bambini in difficoltà. Veramente. Ed ecco qui il presidente. Buongiorno Emanuele Bozzetto, grazie presidente, grazie di questo aiuto enorme che noi ci date. Avete capito le difficoltà perché noi oggi abbiamo il Banco Solidale aperto, non potevamo coprire le 9 farmacie con orario continuato e questo presidente dei Fanti della sezione di Vicenza ha detto ti aiuto io ed oggi copriranno le 9 farmacie comunali per aiutare questi nostri bambini in difficoltà. Preciso che tutti i prodotti raccolti oggi qui a Treviso andranno al nostro Banco Solidale dei Veneti schiacciati dalla crisi e aiuteremo i nostri bambini. Allora, come sta andando la situazione? Sta andando molto bene, abbiamo trovato molta disponibilità, una buonissima organizzazione, molta sensibilizzazione. Fanti e patronesse vicentine hanno risposto pronto, Mirella ci siamo, perché la sentiamo anche nostra questa bella opportunità, ricordando che è il 30ennale della Convenzione internazionale dell'infanzia e dell'adolescenza e quindi anche noi vogliamo essere ambasciatori, essere partecipi e grazie a questa tua e vostra bellissima iniziativa siamo onorati di essere presenti. Ecco qua la Presidente delle Farmacie Comunali, la dottoressa Lorenza Cenedese. Buongiorno dottoressa, buongiorno Presidente. Allora, intanto grazie a nome di tutti i volontari, a nome della grande famiglia di Rete Veneta per questo aiuto importante che veramente aiuterà i nostri bambini indifesi e fragili. Cosa vuole dire? Cosa prova questa mattina assieme a questa sezione dei Fanti di Vicenza a raccogliere questi omaggi che veramente la gente acquista per darla a noi? Allora, intanto ringrazio anch'io tutti i volontari, tutti i medici impegnati in questa raccolta, ringrazio tantissimo tutta la trevigianità che qui ha dimostrato come sempre la solidarietà. In questo momento, in questa giornata mondiale, noi rispondiamo benissimo. Vorrei portarvi un attimo a vedere, già abbiamo raccolto 3 scatoloni. Buongiorno, buongiorno. Beh, il nostro volontario Franco Cattani, il Fante. Floriano Favero. E Nicolò Bressan. giovane, quanti anni? 19. Pensate, 19 anni. Complimenti, complimenti per questa solidarietà. È passata una signora e ci ha portato di sua iniziativa uno scatolone pieno di prodotti per i bambini. È stato bellissimo, proprio bellissimo. Sono emozionatissima perché la risposta è veramente proprio generosa. Grazie, grazie ancora. Allora Presidente, è un mese che noi cerchiamo di organizzare, specialmente lei, che non è cosa non semplice, per far sì che di questi doni siano veramente capiti, cioè la necessità di aiutare questi bambini in forte difficoltà. Assolutamente. E questi prodotti che stiamo raccogliendo, che appunto sono prodotti per l'infanzia, verranno poi distribuiti, e ringrazio appunto Mirella, in queste nostre realtà locali in cui ci sono questi bambini in povertà sanitaria, e quindi questo è un grande gesto, un grande riconoscimento alle persone fragili, ai deboli, che qui nel nostro territorio purtroppo ce ne sono, e siamo veramente onorati di poter partecipare anche noi e dare il nostro contributo. Viene spontanea di farle, anche se non riguarda i bambini ma riguarda gli anziani. Io purtroppo il Banco Solidale anche adesso ne ho visto tantissimi, questa difficoltà di curarsi. Ecco, io ho tantissimi anziani anche senza denti ai quali devo dare gli omogenizzati perché non hanno la possibilità di curare, e mangiare male vuol dire anche star male. Cosa vuole dire? Cos'è che chiederebbe lei come esperto in materia? Allora, diciamo che l'appunto cruciale del ruolo delle farmacie è quello di dare un aiuto per quanto possibile a queste fasce di popolazione nel modo più sostenibile possibile per la nostra attività. Per cui, come è stato in passato e come ci auguriamo sarà anche in futuro, le farmacie non dimenticheranno mai questa loro natura sociale, ecco. Anche sebbene i tempi impongano un adeguamento al passo con i tempi per la sostenibilità economica, il tutto deve essere molto... Cosa prova a vedere anche tanta solidarietà da parte anche di persone anche con pochi soldi in tasca?
Siamo molto contenti. Da questa mattina, da quando abbiamo aperto, c'è stato un grande afflusso di persone e quasi tutti, direi proprio quasi tutti, hanno avuto un gesto di solidarietà prendendo un prodotto e regalandolo, per cui siamo proprio contenti. Allora, intanto io volevo ringraziare tantissimo il sindaco Mario Conte di Treviso che ha messo a disposizione queste 9 farmacie comunali. Ringrazio i Fanti col suo presidente Emanuele Bozzetto, che è stato riconfermato: quando uno semina bene poi raccoglie bene. Soprattutto ringrazio anche la presidente Lorenza Cenedesi, che mi ha supportato nel vero senso della parola, perché non è stata una cosa semplice su questa raccolta incredibile. Allora, dottoressa, sentendo queste voci, queste persone, ma soprattutto sentendo quanta solidarietà veramente viene fatta, cosa vuole dire? Beh, sono ancora emozionata, anche rivedendomi e rivivendo quella giornata che è stata incredibile, hai detto bene Mirella, perché io ho girato 6 di 9 farmacie e sia i farmacisti stessi, i Fanti che sono stati speciali e il patronesse anche che ci hanno dato un grandissimo contributo, c'era proprio la voglia di trasmettere questo bisogno per questi bambini che sono effettivamente in povertà sanitaria. E ringrazio poi il Banco Solidale che farà il lavoro di diffondere appunto questi prodotti. Che abbiamo già iniziato mercoledì scorso. Benissimo, grazie. E quindi c'era questo entusiasmo, racconto questo episodio, mi arrivavano dei messaggi dalle persone che mi dicevano: guarda che sono stata in farmacia, guarda che sono passato, ho preso un prodotto, quindi questo è stato proprio carico di emozione e poi insomma i risultati parlano chiaro e c'è stata una risposta bellissima e come sempre il trevigiano un'altra volta si riconferma proprio un animo solidale. Allora, io vi leggo dei dati perché rafforzano quello che ha detto la dottoressa Cenedesi. Allora, in tutta Italia hanno aderito 2068 farmacie. Nel 2018 erano 1749. Nel 2019 siamo andati a 2068 farmacie. Questo per far capire cosa vuol dire solidarietà. Io ho altri numeri, ma c'è un elenco enorme qua nel Veneto. Pensate a Belluno, per dire, da 11 a 19 farmacie, 18-19. Padova da 29 a 34. Treviso da 13 a 23. Venezia 19-29. Verona 91-106. Vicenza 34-39, l'unico fanalino di coda è Rovigo che è rimasto a 2 farmacie, là bisognerà lavorare più concretamente. Però io adesso mi rivolgo alla dottoressa Morellato. Solidarietà, questa parte enorme che la gente dà, risponde, anziani, giovani, e poi c'è l'altra faccia della medaglia, quella faccia di queste donne che magari arrivano nelle farmacie, tumefatte, per le percosse prese, per non sapere delle volte forse avere il coraggio di dire, perché hanno paura di perdere i figli, hanno paura di perdere quel nucleo familiare che per loro è molto importante, magari anche a livello economico. Cosa vuole dire? Perché sono due cose, questa solidarietà che si abbina benissimo, a mio avviso, dottoressa, a questa serata. Sì, tanto grazie per l'invito, Mirella, è stato veramente un onore poter partecipare a questa trasmissione. Confermo le sue parole, la solidarietà è fondamentale, soprattutto fra noi donne, fra noi operatrici della rete, ma anche per tutti i componenti della rete, che non sono solo gli ospedali con i pronto soccorso dove io lavoro, sono i centri di violenza, qui rappresentati dalla Presidente del Telefono Rosa, sono le farmacie con la Presidente, sono le forze dell'ordine, gli avvocati, i magistrati. Le farmacie sono state coinvolte a suo tempo dalla Regione anche per quanto riguarda la formazione, che la Regione ha sponsorizzato finanziariamente e che è stata poi tenuta dal CREU, che è la Commissione regionale emergenza e urgenza, con la collaborazione della Fondazione Scuola Sanità Pubblica, che ha formato a tappeto tutti i medici e gli infermieri dei pronto soccorsi di tutto il Veneto, facendo anche rete con le varie figure che entrano in gioco, perché poi le donne magari vanno in farmacia appunto a prendersi qualche farmaco perché stanno male, vanno a comprare qualcosa, però hanno i lividi, però magari sono ansiose,
acquistano continuamente farmaci ansiolitici. Ascoltate bene, Quindi è importante che tutte e tutti impariamo a riconoscere questi segnali, Esatto. perché se è vero che è più facile vedere un occhio nero, un viso tumefatto, un ematoma, un livido, è più difficile invece riconoscere quei segni che sono meno evidenti, che le donne ci portano però, e anche quei sintomi tipo ho mal di testa continuamente e non mi passa, e hanno fatto indagini di tutti i tipi, dalle TAC, le risonanze, le visite e quant'altro, oppure hanno il cuore che secondo loro batte tanto velocemente e allora vanno gli elettrocardiogrammi, le visite cardiologiche, gli ecocardio, fanno un sacco di accertamenti che escludono giustamente la patologia organica, perché può essere che ci sia un motivo per cui una persona presenta un sintomo, ma una volta esclusi quelli organici bisogna cominciare a pensare a altre cose, e per quanto riguarda noi medici del pronto soccorso la violenza entra in diagnosi differenziale con tutte le altre patologie che ogni giorno siamo ovviamente tenuti a riconoscere e a curare. Presidente Gianetti, lei si è data tanto da fare, si sta dando tanto da fare per far capire l'importanza della donna di telefonare, di chiamarvi, di avvicinarsi a questi centri di accoglienza contro la violenza. Ma perché la donna fa così fatica ad arrivare? Ci abbiamo impiegato anni per far capire che basta solo fare un numero di telefono e si è pronti ad accogliere e soprattutto a proteggere. Perché si fa così fatica? Perché la donna fa così fatica? E se dove vogliamo riusciamo a fare quel passo in là? Allora, diciamo che innanzitutto, soprattutto in questi ultimi 10 anni, da quando si è attivata maggiormente la rete tra tutti i servizi territoriali, le donne hanno anche cominciato a telefonare di più. Uno dei motivi per cui le donne non ci chiamano è il senso di vergogna, il senso di colpa, la paura di essere giudicate e soprattutto la paura di rendere pubblico tutto ciò che loro hanno subito. Quindi questo è un aspetto, diciamo, principale che a volte non consente a tutte le donne che subiscono violenza di rivolgersi direttamente, come nel nostro caso al telefono rosa, al centro antiviolenza. C'è da dire che però noi abbiamo visto un aumento, diciamo negli ultimi 10 anni, di donne che si rivolgono a noi rispetto ai 10 anni precedenti, o addirittura, come ben sa Mirella, noi abbiamo cominciato come telefono rosa nel 1988. Sì, noi ieri, cioè proprio... E quindi parliamo di 31 anni di attività della nostra associazione, e oggi le cose sono molto diverse da 31 anni fa. Quello che non è diverso è che l'emersione del fenomeno della violenza contro le donne, è quello che noi vediamo oggi, è sempre, rimane solo la punta dell'iceberg, perché i dati anche che vi possiamo dare relativi per esempio al 2018, noi abbiamo seguito 182 donne, vuol dire che queste 182 donne si sono rivolte direttamente a noi, o in modo autonomo, o perché inviate dal pronto soccorso o inviate dai servizi sociali. Sono arrivate a voi? O accompagnate da amiche, vicine di casa, sorelle, per cominciare a prendere in mano la loro vita e di dire anche stop alla violenza. Quindi queste 182 donne che noi abbiamo seguito hanno avuto sia una fase, diciamo, di accoglienza e di ascolto, perché per loro è importante, perché per la prima volta nella loro vita si trovano di fronte a un'altra donna con la quale possono cominciare a raccontare e a ricostruire anche i pezzi della loro vero storia. senso della parola. Poi Allora, chiaramente adesso poi continuiamo, Presidente, sentiamo anche un uomo, invece lui ha subito violenza, non da una donna, però purtroppo è successo questo. Stiamo parlando di Luca Moretto, che è un artista, vedete questa opera d'arte che lui ha portato ed è molto bella. Allora, cosa è successo invece a te, Luca Moretto? Sentendo queste donne che subiamo violenza, tu hai saputo un altro tipo di violenza. La mia violenza parte da un ospedale, purtroppo, perché ho avuto un incidente in motocicletta nel 99 e da questo incidente ne è emerso un caso di malasanità. C'è stata una lunga degenza in ospedale per cercare di salvare una gamba, che se all'inizio fosse stata trattata con le modalità giuste e semplici non sarebbe stata una gamba amputata. Che ospedale parliamo? Purtroppo dell'ospedale di Jesolo, dove abito.
c'è stato questo caso di malasanità che è emerso comunque negli anni, perché da subito io non avevo capito che era successo questo. Tu hai una protesi alla gamba, io vero? Io ho una protesi alla gamba, di quelle normalissime che si vedono che ormai. Abbiamo visto con Fulvio, che è stato sì, qua ospite. Ormai ce ne sono, ormai anche senza estetica, perché sì. non ci interessa neanche più la parte... No, il problema mio più, senza voler spiegare tutto quello che è successo all'epoca, è che io da 20 anni vivo in una situazione infernale, perché ormai la chiamo così, perché vivo dalla mattina alla sera, 24 ore al giorno, con un dolore che, fatalità, riprende anche un po' il titolo della trasmissione Veneti Schiacciati. Io vivo con il piede come fosse schiacciato. Cioè tu non hai il piede, ma è come sentissi questo piede schiacciato. Io sento il piede come fossi, io da 20 anni che anche i medici, sono seguito anche da medici di portata internazionale, e io spiego sempre, a parte le fitte, le scosse, i crampi a questo piede, il problema principale è avere il piede costantemente schiacciato tutto il giorno. È come se io avessi il piede sotto la ruota di un camion. E sono lì bloccato. È un dolore che è fortissimo, è cattivo, poi coadiuvato da tutti gli altri, quindi da 7, 8, 10 tipi di dolori diversi in 7, 8, 10, 12 parti del piede. E questo tutto perché all'epoca non venne seguito un semplicissimo tastamento della caviglia per sentire che il sangue non arrivava, si era rotta la vena femorale, ho rischiato la vita. Ma cosa, quando senti continuamente questo dolore, la tua mente cosa prova in quel momento? Cioè tu non hai il piede, però senti questo piede schiacciato, perché dobbiamo anche capire delle volte cosa si prova, è una cosa veramente che ti fa da fuori di testa? Sì, assolutamente sì. Infatti io dico, è da 20 anni che vivo così, ma non so se riuscirò a vivere altri 20 anni così. Sì, perché fai delle opere bellissime, perciò non puoi assolutamente... È la parte bella di quello che è il dolore, nel senso che da lì, purtroppo non riuscendo a far nulla nella vita, perché faccio fatica anche a essere qua oggi, perché io in questo momento ho comunque il dolore, da lì è nata l'arte che alla fine probabilmente doveva nascere in qualche modo, era già probabilmente dentro in me, e oggi posso dire di aver avuto anche già delle belle soddisfazioni a livello proprio di artista. Quindi vediamo sia a infatti l'opera che la stanno inquadrando. Dottoressa Morellato, ha sentito dal dolore, questo dolore atroce, nasce però quest'arte, ecco, diventa artista. Ma cosa può fare il dolore allora? Sì, il dolore intanto il dolore deve essere attraversato, deve essere accolto e credo anche compreso, perché è difficile altrimenti andare avanti. Quello di cui soffre Luca, scusami, è la sindrome dell'artofantasma. Sicuramente questa è la diagnosi che avranno fatto. Sì. Ed è spesso, è molto frequente purtroppo, perché il nostro cervello, per quanto sembra strano, memorizza il dolore e poi è più difficile toglierlo. Per questo spesso è utile iniziare a prendere i farmaci quando ci sono dei sintomi, perché altrimenti poi il nostro cervello entra in una specie di loop e questo dolore si ripresenta. E si ripresenta perché entra in una memoria, un circuito di memoria, per cui è come se lo avesse ancora l'arto anche quando questo non c'è. Ma questo vale per qualsiasi dolore, vale per i lutti, vale per la violenza, le donne spesso ci raccontano. Cioè il cervello continua a elaborare? Certo, è per questo che è fondamentale il lavoro dei centri antiviolenza, dove ci sono delle psicologhe che sono state formate, delle operatrici formate, che riescono nel modo adeguato ad accogliere la donna facendole fare un percorso di empowerment, cioè di ricostruzione del sé, perché uscire dal dolore, magari il dolore può passare anche, no? È la sofferenza quella che resta e per alcune donne e anche per i loro figli e le loro figlie questa sofferenza può essere per tutta la vita, ma sicuramente la Presidente poi sa approfondiremo ancora di più, perché è proprio una puntata dedicata a solidarietà e violenza. Andiamo col prossimo servizio, sempre solidarietà. Posso dire solo grazie di cuore a tutti i nostri clienti che oggi veramente hanno donato con molta generosità.
perché posso dire, ripensando alla giornata in cui veramente quasi tutte le persone hanno fatto la donazione, possiamo dire che veramente tutti hanno collaborato e hanno dimostrato una grande solidarietà per i bambini, perché questa è un'iniziativa che va veramente al fine di dare sollievo alle famiglie e ai bambini, soprattutto in difficoltà, e tutti lo hanno sentito veramente di cuore. I nostri fanti ci hanno aiutato in questa giornata, in questo supporto per presentare l'iniziativa, e quindi noi possiamo solo dire grazie e siamo molto contenti di aver collaborato. Anche lei ha deciso di partecipare a questa iniziativa? Sì, è un'iniziativa molto significativa nei confronti della prima infanzia che soffre, e purtroppo anche a Treviso, anche nella nostra provincia, casi come questi non mancano, e quindi la possibilità di dare una mano a tutti questi bambini, ormai manca anche poco a Natale, credo che tutti i cuori possano essere toccati dal tema dei bambini che non hanno a sufficienza per curarsi. Invito tutti a poter fare un piccolo gesto, bastano veramente pochi euro per donare un omogenizzato o un biscottino a un bambino che altrimenti non potrebbe averlo. I bambini in condizioni di marginalità sono presenti anche in Veneto, sono purtroppo centinaia i casi che derivano da famiglie che sono in condizioni di povertà estrema o relativa, e quindi oggi abbiamo questa occasione. Ringrazio la farmacia trevigiana, i volontari dei Veneti Schiacciati dalla Crisi e tutti coloro che si sono messi a disposizione per fare questa raccolta. Alcuni farmaci rimarranno in provincia di Treviso, ma nell'organizzazione generale altri andranno anche a un ospedale pediatrico di Haiti. Certo. Sta andando benissimo perché c'è una grandissima affluenza e i cittadini rispondono benissimo, grazie sempre anche ai nostri fanti che collaborano proattivamente a coinvolgere appunto tutti i trevigiani. Qui siamo a San Liberale e come vedete c'è stata una raccolta molto generosa, e io ringrazio sempre tutti i trevigiani, ringrazio ovviamente i farmacisti, i volontari, è stata proprio sentita e come prima edizione qui a Treviso direi riuscita. Ecco, come vicepresidente cosa... Beh, diciamo che siamo molto soddisfatti sia della raccolta sia del fatto che si sia fatta, che abbiano visto le persone come si può aiutare. I bambini poveri sono molti e purtroppo non mancano, e abbiamo un po' di materiale. Adesso il Banco Solidale ha qualche settimana di respiro su questo versante qua. Direi un grazie al sindaco che ha permesso questa cosa, a Lorenza che ha permesso che le farmacie si dessero da fare, grazie anche ai farmacisti che hanno indirizzato verso i prodotti migliori e scontati, e grazie a tutti i cittadini di Treviso che come sempre hanno dimostrato la loro generosità. Ultimi ma non ultimi i fanti del Vicentino che sono qua e che anche questa volta hanno fermato il nemico come sempre e hanno fatto una raccolta meravigliosa, e grazie alle mamme che passano con i loro bambini e come avete visto le mamme sono quelle più sensibili a questi fatti qua. Questo però dimostra che se tutti facciamo poco si riesce a ottenere molto. Certo, questo è il trucco, cioè fare un po' tutti si fa tantissimo. Adesso noi con questo materiale e quello delle altre farmacie abbiamo veramente diverse settimane di autonomia. Guardate, i bambini poveri sono tanti, non sono pochi, e basta poco, cioè un po' di omogeneizzati, un po' di materiale per le pulizie, insomma dai, trattiamo tante volte i nostri bambini come dei principi. Qualcuno è ancora Oliver Twist e ha bisogno anche dei pannolini e ha bisogno dei biscottini. I bambini sono nostri. Guarda, dove sei che vedi? Dal Beton.
Dal Beton. Mamma mia. E ti? Mi viene da Sossano. Da Sossano? Ma è nativo di Albetone. Ma chi sei che venga a mandare qua? La voglia di fare queste cose qua. Ci ha interpellato la dottoressa e da lì noi abbiamo cominciato a sentirla dentro di noi con l'aiuto di Emanuele Bozzetto che ci ha dato gli input. Emanuele Bozzetto cosa ha visto? Mi ha chiesto qui i capelli lunghi? Sì, sì. Cos'è il presidente? Cosa sei? È il presidente dei Fanti di Vicenza. Non potremmo più dire che mangia gatti, ragazzi. I massa bravi. Presidente Gianetti, le mamme, Oliver Twist, forse ci accompagniamo a troppi Oliver Twist che non riescono a crescere? Allora, dal nostro osservatorio abbiamo visto che in questi ultimi anni sono aumentate le richieste di aiuto di donne giovani con figli minori. Quindi questo cosa significa? Che da un lato le donne che riescono ad uscire dai percorsi di violenza lo fanno prima rispetto a 15-20 anni fa, ma d'altra parte hanno anche figli minori e quindi abbiamo questo grave fenomeno che si affianca alla violenza di genere, quindi alla violenza contro le donne, alla violenza assistita. Bambini che vedono i maltrattamenti e gli abusi del proprio padre nei confronti della madre. Quindi c'è una situazione estremamente complessa che noi come centro antiviolenza, dove possiamo intervenire, aiutiamo la donna attraverso le strutture però poi pubbliche dei servizi sociosanitari per un intervento anche di aiuto sui bambini, perché questi bambini hanno una sofferenza interiore così enorme che difficilmente dimenticheranno anche? Quasi impossibile per loro dimenticare. Pensate. Ma nel corso degli anni questa sofferenza può anche trasformarsi in gravi anche problematiche psicologiche nel loro sviluppo e nella crescita. Dottoressa Gianetti, per una donna fa più male un ceffone, una sberla o una violenza psicologica? Questo continuo pungere con parole, umiliare, forse è ancora più grave la violenza psicologica? Allora le do un dato che è estremamente importante. In questi ultimi 10 anni la violenza psicologica, quella che noi registriamo delle donne che arrivano da noi, è più del doppio, più del triplo della violenza, diciamo, fisica e i maltrattamenti. Pensate. E forse in questo momento, diciamo, quando le donne arrivano da noi, è la prima cosa che loro raccontano, il fatto di non essere apprezzate per quello che fanno in casa, nei confronti dei figli, di essere continuamente denigrate, messe in secondo piano, di essere anche interpellate con parole che non sono certamente che non sono parole d'amore. Esatto. Questa è una sofferenza veramente profonda che solo quelle donne che anche poi accettano di proseguire un percorso di sostegno psicologico anche all'interno del centro antiviolenza cominciano anche ad affrontare. Senza, diciamo, questo tipo di aiuto la violenza psicologica diventa sotto un certo aspetto anche quasi più grave della violenza fisica. Infatti. Perché passato il dolore fisico, il trauma che lascia ferite anche evidenti che si sul rimarginano, corpo, quelle psicologiche quelle invece... psicologiche diciamo che sono molto più complesse da rimarginarsi. Luca, sentendo queste parole di questa presidente, della dottoressa, tu soffri, ma è mai possibile secondo te che un dolore possa essere poi manifestato con una violenza? Cioè questo dolore anche che provate all'interno di voi stessi, sei anche giovane tu, com'è che puoi descrivere questa parte di voi che non conosciamo e che poi non faccio riferimento a te, ma siccome ho te ospite vorrei capire
Cosa può essere che fa scattare questo Dr. Jekyll e Mr. Hyde che io vedo in molti uomini, in molti ragazzi? No, io posso dire anche da parte mia che a volte la pazienza anche per piccole cose, anche in casa, purtroppo io stesso a volte ho delle reazioni dovute... Tu sei sposato, Luca? No, io sono... No, non sono sposato. Però vivi in casa, diciamo, Vivo in casa, famiglia. vivo con mia mamma e... Ecco la mamma. A volte mi rendo conto che mia mamma subisce da una parte il mio dolore e lo ha subito perché c'è anche un retroscena della mia storia con mio padre che era senza tutte e due le gambe per altri motivi, quindi ha vissuto il dolore di mio padre, ha vissuto... Tranquillo, tranquillo Luca. Dottoressa, eccolo qua. Avete visto? Senza saperlo siamo andati a cogliere quella sofferenza che lui ha interno e forse è anche meglio così, che sia uscita questa sofferenza che lui ha da questo dolore. Cosa può dire a Luca, dottoressa Morellato? Intanto che non deve vergognarsi di piangere, Esatto. perché questi sentimenti... Beh, ma è un'abitudine buona, nel senso che bisogna far uscire il dolore e questa sofferenza, piuttosto che poi incanalarla in aggressività o situazioni magari difficili da controllare. A me è successo di avere anche dei pazienti ragazzi, giovani, che arrivano magari con traumi apparentemente banali o con traumi anche un po' più importanti. Ricordo un caso, un ragazzo con una frattura di una mano. E alla domanda, ma cosa è successo, cosa stavi facendo? Mi ha risposto, stavo discutendo con la mia ragazza per telefono, ho tirato un pugno e si è rotto una mano. Da lì è partita poi uno scambio di opinioni e questa sua rabbia che covava dentro è stata giustamente indirizzata verso il centro di ascolto uomini maltrattanti e il ragazzo ha iniziato un percorso per riuscire a gestire questa cosa. Non è facile, credo che non lo sia per nessuno, ammettere le proprie debolezze, i propri limiti, i propri bisogni, perché spesso è più semplice reagire di impeto, magari anche quando c'è un momento di stizza, un'impazienza, e solo che quando questo si mantiene a livello di conflitto, cioè io discuto con te, discuto con mia mamma, discuto con la persona che ho di fronte, perché in quel momento abbiamo posizioni diverse e quindi ci mettiamo anche in conflitto, nel senso ci andiamo contro, ma sempre con rispetto reciproco ci può stare. E quando questo diventa un voler prevaricare, un voler far pagare all'altra persona le mie difficoltà, le mie debolezze, le mie frustrazioni e quindi divento prepotente, e questo che fanno spesso gli uomini maltrattanti, non riescono a gestire le loro emozioni spesso, e quindi per esercitare un potere che sono convinti di possedere nei confronti della donna che è al loro fianco, diventano violenti. Allora, dottoressa, io qua la fermo perché Luca mi ha dato un là. In che senso? Luca sta soffrendo terribilmente. Quando io ho nominato la mamma, là ho toccato il punto debole di Luca, perché Luca verso questa mamma sa di non comportarsi bene a volte, ma Luca va aiutato. Io non so perché è qua stasera, però io vedo un uomo che va assolutamente aiutato a livello psicologico, oltre che questo male che lui ha terribile, questo piede che lui sente, che non sempre questo dolore, proprio a livello psicologico è molto fragile Luca. Secondo lei, ecco, quanto importante è all'interno della struttura ospedaliera avere queste figure che quando riescono a capire il problema di questi ragazzi, di questi uomini, devono intervenire? E se le abbiamo le strutture, poi passo la parola anche alla Presidente Gianetti. Secondo lei? È fondamentale, le rispondo che è fondamentale perché credo che ognuno di noi in certi momenti della nostra vita possiamo arrivare a un punto di difficile sopportazione di certe sofferenze, di certe circostanze, quindi sarebbe utile avere l'umiltà veramente di chiedere aiuto, non è niente di cui vergognarsi, anzi mi dispiace che Luca senta questo, penso che credo abbia fatto un percorso anche psicologico. A me pare di capire, ma forse sono un po' eccessiva, che ci sia anche un po' di rabbia nei confronti di quello che è capitato, che è giusta e che ovviamente... Ci sono altre cose che poi hanno portato anche a situazioni ulteriori. Ma questa rabbia io la sto percependo e la posso comprendere, non la sto giudicando, ci mancherebbe altro, non è compito mio, però la capisco, credo che questa vada indirizzata nel modo corretto. Ci sono delle strutture, siamo fortunati, in Veneto abbiamo dei centri di ascolto uomini maltrattanti che affiancano i centri antiviolenza.
antiviolenza. So che poi avrete un ospite d'eccellenza. Nella seconda parte poi sentiremo anche questo ospite uomo che sta cercando di aiutare gli uomini, anche come Luca, per uscire da questo tunnel, perché se Luca non viene aiutato, il problema che lui sta dicendo, mi sto accorgendo che vado oltre a volte. Se noi non blocchiamo questo oltre, dottoressa, Luca può diventare ancora più violento, perché se non riesce a calmare questa rabbia che ha dentro e che nessuno magari lo aiuta, anche perché magari lui lo cerca poco, perché forse la rabbia diventerà qualcosa di più per questa mamma che ha già tanto sofferto. Presidente Giannetti. Ma io quanto detto da Katia concordo pienamente. Su questo, per esempio, come centro antiviolenza, noi ci occupiamo solo delle donne, perché questo è il compito che noi abbiamo, aiutare le donne vittime di violenza. Però abbiamo anche un compito di sensibilizzare, di prevenire, di contrastare questo fenomeno, e quindi lavoriamo in maniera piuttosto intensa, per esempio con gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado. E abbiamo dei progetti che sono proprio specifici per aiutare i ragazzi e le ragazze a comprendere quella che è la differenza. Ha detto bene prima Katia, un conto è il conflitto, tutti noi possiamo entrare in conflitto perché potremmo avere opinioni diverse. Nel conflitto poi si trova in genere la mediazione e poi si arriva a concludere e si raggiunge un obiettivo che può andare bene per entrambi. La violenza non è il conflitto. Quindi è importante. Cosa vuoi dire, Luca? Che non sono mai stato violento con No, ma questa reazione che hai, perché delle volte sono quei 2 minuti e non è che duri chissà tanto. Il mio è un dispiacere a volte che ho anche affrontato negli anni, e quello è stato comunque un grande aiuto, anche l'arte, il dispiacere nel sapere che questa persona, vedendo me, soffre, che ci siano stati dei momenti, perché purtroppo la mia famiglia non mi è stata d'aiuto, e mi dispiace quando vedranno questa intervista, ma non mi è stata d'aiuto quando all'inizio dei miei dolori sottovalutavano. Cioè io ho dovuto portare prima mia mamma, poi mio fratello, perché loro dicevano: tuo papà è senza tutte e 2 le gambe e non ha i dolori che hai tu. Sì, ma è un'altra storia. Perciò per te diventava ancora più sofferenza questo non essere perché capito? Loro non capivano che io non stavo giocando, io sono stato dichiarato dal professor Borghi dei Rizzoli di Bologna come il caso più grave al mondo di sindrome d'arto fantasma dolorosa. E io ho fatto tutti i percorsi in questo modo, ho fatto terapie, mi hanno operato a livello di gamba, ho fatto 37 interventi, andavo a farli, io partivo alla mattina, andavo a Bologna, mi operavano, il giorno dopo partivo da solo, perché non volevo più neanche creare disturbo alla famiglia, volevo arrangiarmi, perché mi sentivo io un peso. Certo, l'incidente l'ho fatto io perché ero un pirla, correvo forte in moto, d'accordo, ma non mi ero spappolato la gamba, ero arrivato in ospedale, però mi sentivo comunque una sorta di colpa, soprattutto nei confronti di una famiglia che già non aveva bisogno. Purtroppo è successo questo. L'importante adesso è capire come aiutarti. Io, ad esempio, come avevamo un rapporto bellissimo, ridiamo, scherziamo, certo ci troviamo a volte ad avere contrasti ma questo io me lo ricordo anche da prima di farmi male, avevamo, anche quando andavo a scuola, mi tirava l'incarnata perché non ero bravo, 5 minuti dopo eravamo a bacini, a bracci. Però questo ti fa male? A me fa male il fatto di essere stato non capito in passato e oggi aver creato una sofferenza in una famiglia dove però in realtà non l'ho creata, io ho fatto solo un incidente, esatto. Perché devo sentirmi in colpa per essere stato rovinato? Ma non ti devi sentire responsabile, là è il tuo problema, che tu ti fai una colpa e forse la reazione è proprio perché secondo te sei tu il colpevole. Prossimo servizio. Ieri sono arrivati dal forno d'Asolo diverse confezioni di biscotti che non sono solo biscotti, possiamo chiamarli veramente pasticcini, sono molto richiesti e graditi da tutti quanti.
E questo invece? Questo è stata fatta una raccolta alimentari dalla ditta Flex di Levada di Ponte di Piave e ce l'hanno portato e le ringraziamo tutti perché hanno avuto veramente questo gentile pensiero per noi. Frutta, ieri ci ha fatto la sorpresa la signora, ogni anno ci porta dei kiwi, la signora Silvia di Sernaglia con suo marito ci hanno portato questi kiwi che sono ancora indietro come maturazione, quindi sono ottimi. E poi per l'inverno ancora con le loro vitamine, con tutto quanto quello che servono. In più la signora ci ha portato una busta che la Mirella aprirà lunedì in trasmissione. Allora, come vedete sono centinaia e centinaia di prodotti, guardate gli scatoloni, è andata molto bene su queste 9 farmacie comunali. Qui devo ringraziare tantissimo tutte le persone che hanno donato questi prodotti per questi bambini che non avrebbero la possibilità di averli, soprattutto prodotti come vedete i pannolini, abbiamo già iniziato a tirarli fuori, eravamo senza. Ecco, sono importantissimi, li omogenizzati, tutto quello che riguarda il bambino e soprattutto grazie alla mia città che ha risposto in maniera incredibile anche questa volta a questa farmacia per i bambini. Ringrazio soprattutto anche i direttori delle farmacie perché anche loro hanno contribuito a far sì che questa raccolta avvenga con questi scatoloni pieni, la presidente delle farmacie, la dottoressa Lorenza Cenedese e soprattutto il sindaco Mario Conte, grazie veramente. Ecco, questa è stata una prima volta, quindi potrebbe essere magari un appuntamento 2 volte all'anno? Sì, questa è stata la prima volta per noi, siamo stati scelti quest'anno proprio come associazione, è la giornata mondiale dei diritti dell'infanzia, se ne parla in tutto il mondo ed è ora veramente che aiutiamo questi bambini che non hanno nessuna colpa, solo o di essere nati nel posto sbagliato o di non avere la famiglia o i genitori con le possibilità di curarli e di dar loro proprio il giusto mangiare, la giusta nutrizione per crescere sani. E non è finita qui, prossimo servizio. È sabato, siamo a Bassano e siamo con Tiberio Del Bra e Galdino Chemello, che voi già conoscete perché loro fanno una cosa bellissima. Ogni anno regalano ai veneti schiacciati dalla crisi un assegno che è la cifra che loro raccolgono con questa meravigliosa festa che fanno. Allora, iniziamo. Com'è andata quest'anno questa festa e diciamo cos'è questa bellissima iniziativa e festa che fate? Quest'anno Mirella è andata benissimo, che fa le cose è il tempo. Le giornate sono state a favore, abbiamo avuto tanta gente specialmente a mangiare. Diciamo come si chiama però questa festa? Festa della Madonna Addolorata, Crosara di Nove. E niente, facciamo 6 giorni di festa. 6 giorni a settimana. Perciò. Una settimana, venerdì, sabato e domenica. E tutto è andato a favore, in poche parole. Ecco. Tempo bello, gente ha risposto? Bello, ha risposto sia la prima domenica sia che la seconda domenica perché il tempo a favore, ecco. Vengono tanta gente, specialmente Foresta, da tutte le parti, in poche parole. Che è bellissima perché io sono stata proprio bella. Siccome che ormai da tanti anni la festa ha un come si dice, un ricavato che dopo va in solidarietà, tante cose specialmente sul male, insomma abbiamo cominciato così e continuiamo ad andare avanti così e da 2 o 3 anni abbiamo trovato il posto anche per Mirella per consegnare la busta che questa eccola qua, grazie, questa, grazie, che poi noi apriremo. Esatto.
Allora, come mai così tanta gente vi segue? Perché ormai sono anni, certo che fate una bella cosa e l'iniziativa poi al finale è la solidarietà, perciò questo qua vi dà proprio merito e onore. Ma come mai avete scelto ancora una volta, avete deciso di aiutare i veneti schiacciati? Beh, diciamo, prima di tutto facciamo un po' del retro della festa. La festa l'hanno organizzata 44 anni fa. I nostri genitori, che adesso purtroppo non ci sono più, noi abbiamo preso questa eredità e la portiamo avanti e vediamo che la gente partecipa, anche perché la finalità è sempre quella della beneficenza in sostanza. E abbiamo scelto, mi sembra 4 anni. 4 anni Quarto anno, che pensate. diamo questo contributo ai veneti schiacciati dalla crisi, appunto per questo motivo, perché ormai la gente è iniziata 44 anni fa col discorso della bimba che doveva andarsi a operare all'estero e da lì è partita questa iniziativa e noi altri figli abbiamo collaborato con i genitori e adesso siamo diventati ormai vecchi e abbiamo appunto fatto questa festa appunto per il fabbisogno della gente. In questi 4 anni abbiamo pensato di darli anche ai veneti schiacciati dalla crisi appunto per questo motivo, perché hanno bisogno anche loro di barcare il lunario. Sì, sempre tanto. Bambini, ecco, sempre punto di riferimento i bambini. Noi abbiamo fatto la raccolta farmacie per i bambini con la Fondazione Francesca Rava. Voi bambini in primo piano, io dico sempre che i bambini vanno aiutati, che i bambini non hanno colori, i bambini non hanno nessuna colpa e noi quando sono in grosse difficoltà dobbiamo esserci e mi fanno piacere queste parole che Galdino hai detto. Sì, anche quest'anno abbiamo 2 bambini anche noi da dare un contributo. E naturalmente queste cose quando si fa beneficenza non si dice mai, diciamo, a chi si dà platealmente, diciamo. Allora è giusto, sì. Perciò che oltre al nostro aiuto la gente vuole sapere dove va i soldi. Naturalmente io faccio anche un altro discorso. La festa è andata bene perché la gente partecipa perché sa l'obiettivo che da raggiungere finale, che è la solidarietà. Allora voi avete capito, non solo i veneti schiacciati, ma loro aiutano anche altre realtà, altri bambini in difficoltà e io di questo dico grazie. Adesso apriamo la busta. È giusto? Guardate, allora contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1.000 euro che noi rimettiamo in busta, che ritorneremo il lunedì sera ai veneti schiacciati. Io dico grazie, un grande abbraccio, grazie di cuore a nome di tutti i bambini e tutte le persone che aiutiamo. Ecco, vedete le forme di solidarietà come arrivano proprio al cuore, perché forse siamo quelli che fanno vedere maggiormente la finalità, che è quella veramente di aiutare e a chi diamo questi contributi. Ciao, grazie a tutti voi che avete partecipato e ancora grazie di cuore. È arrivata anche questa busta che io naturalmente aprirò lunedì sera, perciò grazie, vedete, ecco, io la porterò a Treviso e grazie a tutti. Allora, grazie, veramente grazie a tutti, a questi paesani, a queste persone che da 4 anni veramente si stringono attorno a questa festa proprio per fare solidarietà, per aiutare le persone in difficoltà. Dottoressa, cosa prova? È la prima volta che viene a vedere queste persone che con tanto trasporto aiutano le tante persone in difficoltà. Anche lei accoglie queste persone in difficoltà, queste donne che non saprebbero dove andare, soprattutto questi bambini. Ecco, cosa prova lei vedere queste mamme, queste giovani donne che piangono disperate per questo Oliver Twist con le quali si sono accompagnate o sposate oppure vivono assieme? Guardi, non è facile a volte perché ovviamente certi racconti, certi vissuti possono entrare in risonanza con esperienze personali o con storie vissute magari da persone che conosco. Bisogna ricordare che queste donne quando arrivano da noi hanno fatto un atto di coraggio estremo, perché ci vuole coraggio
per riconoscere di essere vittime, ci vuole coraggio per uscire da una situazione che magari loro conoscono, per cui in qualche modo le fa sentire quasi al sicuro, perché poi non sanno come andrà a finire, hanno paura, si vergognano, temono il giudizio, è stato detto anche prima, e spesso non si fidano purtroppo di quello che viene dopo, cioè dei processi e di quant'altro. Dobbiamo ricordare che queste donne e la violenza che subiscono loro non va assolutamente separata dalla violenza che subiscono i loro figli. Purtroppo sono 100.000 bambini in Italia che subiscono maltrattamenti e abusi, il 19% di questi violenza assistita. Sappiamo che è un dato ovviamente sottostimato perché è solo la punta dell'iceberg. Come professionista ho il dovere di accogliere queste donne nel modo adeguato, senza giudizio, senza mettermi nei loro panni, ma cercando ovviamente di comprendere i loro passi, le loro necessità, fornendo loro i numeri di telefono dei centri antiviolenza e ovviamente le cure se hanno Di non bisogno. farle sentire sole specialmente, Assolutamente ecco, no. di sapere, ecco, Presidente Gianetti, lei ci lascerà nella prima parte perché daremo il suo posto al dottor Antonio Romeo, che invece capiremo come sta curando questi uomini malati, perché non si può dire altre sono ammalati. Cosa vuole dire dopo questa prima parte di questi interventi che ha sentito? L'impressione che ne ricavo è che se lavoriamo tutti quanti assieme con una rete forte che è fatta da chi si occupa concretamente dell'aiuto nei confronti delle donne, quindi come i centri antiviolenza, e i servizi sociosanitari, in primis il pronto soccorso, ma anche le forze dell'ordine. Non abbiamo parlato molto delle forze dell'ordine, anche loro invece però anche loro veramente hanno, specialmente diciamo anche la questura qui di Treviso, ha veramente un dipartimento anticrimi molto importante con il quale si collabora molto bene. E se collaboriamo anche con voi che siete i media e che quindi potete ampliare le voci di queste donne, credo che questo sia il modo migliore non solo per poterle aiutare e per spingerle a rivolgersi poi anche ai centri antiviolenza, ma anche per sensibilizzare, cioè, tutta la cittadinanza di fronte al fenomeno del contrasto della violenza di genere. Credo che questo sia il messaggio che non va solo ricordato perché siamo nella settimana in cui c'è stato il 25 novembre, che è la giornata mondiale sulla violenza alle donne e per il contrasto, ma cioè, questa è una battaglia che tutti quanti noi dobbiamo fare 365 giorni l'anno. E allora guardiamo l'assegno adesso a chi abbiamo dato l'assegno questa settimana. Ciao grande famiglia di Rete Venta, guardate che splendido angioletto abbiamo qua, una bambina bellissima, 2 perle azzurre. Cosa c'è? Cosa vuoi dire? Ciao, ciao. Abbiamo questa mamma che non ce la fa con 2 bimbi piccoli, ce n'è un altro che per fortuna è all'asilo o a scuola, adesso sentiremo, e c'è questa mamma che ha chiesto ancora aiuto perché purtroppo lavorando qualche ora non riesce. Lei non ha il marito, purtroppo non c'è più. Allora cosa vuoi dire, Elena? Chiameremo Elena questa mamma. Cosa voglio dire? Intanto grazie Mirella dell'opportunità di essere qui un'altra volta per aiutare i miei bambini, perché sono sempre in difficoltà qua, non ne vado fuori Mirella. Adesso sto aspettando che la inseriscano all'asilo per andare a lavorare, ma finché non ho un lavoro non riesco ad andare avanti. Anche questa mattina a Sveglia Veneti si parlava con il sindaco di San Michele al Tagliamento, il quale diceva ma non c'è tutta questa richiesta da parte di lavoratori di andare in questi posti a lavorare, fare i camerieri. È vera questa storia secondo te? No. Cioè, io farei qualsiasi cosa, anche andare a fare le pulizie, anche i lavori più umili. Parlo per me però da mamma, ok? È difficile perché avendo 2 bambini non è che ho tutti gli orari del mondo e noi non siamo tanto agevolate su questo, ecco. Cosa voglio dire? Non so, sono senza parole. Voglio dire grazie
grazie, anche perché adesso si avvicina il Natale e la tristezza si fa tanta perché non riesco a dare quello che vorrei dare ai miei figli, ecco. Allora guarda Elena, noi abbiamo pensato che era giusto, visto che anche si avvicina il Natale, poi arriverà anche Babbo Natale, questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta. Io so, mi hai chiamato, eri disperata perché hai avuto un inconveniente anche col passeggino che si è rotto. Sì. Diciamo così. Sì, si è rotto. Con questo andrò a prenderlo subito. Perché ti serve assolutamente. Sì, sono senza passeggino, sono venuta qui così, con lei in braccio. E alla grande famiglia di Rete Veneta cosa vuoi dire? Un grazie, continuate ad aiutare la Mirella perché è un angelo terreno e secondo me fa del bene a tutti, a chi non so neanche le parole, a chi ha bisogno Grazie veramente. Grazie a voi. E grazie Elena, continua così che noi ci saremo. Un grazie soprattutto a voi. Sta arrivando il Natale, come vedete, le persone da aiutare, specialmente le mamme. Lunedì era la giornata mondiale, ecco, sui femminicidi. Ecco, pensate cosa stanno passando certe donne con 2 bambini. Lei non ha più il marito, si è suicidato e perciò deve gestire la situazione. Non è facile, credetemi. Se non ci foste voi, io non so qualche volta questa goccia di ossigeno quanto importante è per loro. Ciao. Iris Nadai, con quale canzone chiudi questa prima parte, ma soprattutto cosa hai provato quando hai sentito queste persone, ecco, e soprattutto questo ragazzo quando ha avuto il coraggio di aprire il suo cuore? Beh, diciamo che mi sono commossa anch'io da un certo punto di vista perché, insomma, tutti riscontriamo questi piccoli disagi. Ma i ragazzi sono violenti, secondo te? Anche le ragazze potrebbero essere violente, Bravissima. tra ragazzi e ragazze, insomma. Non Avete c'è... sentito? Guardate che stanno dicendo la verità. Non c'è ragazzo e ragazza, cioè il giovane è violento? Alcuni sì, come alcuni no. Ma non... Un pochino? Poco, sinceramente. Quale canzone? E ora porto una canzone di Jessie J, Nobody's Perfect. Vai. Talk too much. Sometimes I just can't shut the hell up. It's like I need to tell someone, anyone will listen, and that's what I seem to fuck up. Yeah, I forget about the consequences. For a minute, then I lose my senses. In the heat of the moment, my mouth start going, the words start flowing. But I never meant to hurt you. I know it's time that I learn to treat the people I love like I wanna be loved. This is a lesson to learn, and I hate that I let you down, and I feel so bad about it. I guess karma comes back around, 'cause now I'm the one who's hurting, yeah. And I hate that I made you think that it's just sweet head is broken. So don't tell me you can't forgive me, 'cause nobody's perfect, no, 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 no. Nobody's perfect, no. If I could turn back the hands of time, I swear I never would have crossed the line. I should've known between us, but when I should work, oh, how she's feeling, oh. So I sit and I realize, with these tears falling from my eyes, I got a chance if I wanted to keep you forever. I promise that I'm gonna try, but I never meant to hurt you. I know it's time that I learn to treat the people I love like I wanna be loved. This is a lesson to learn, and I hate that I let you down, and I feel so bad about it. I guess karma comes back around, 'cause now I'm the one
sweet head is broken, so don't tell me you can forget me, 'cause nobody's perfect, no, 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 nobody's perfect, no, Bravissima, bravissima. A tra pochissimo, non cambiate canale, rimanete con noi. My neighbors and me, music blasting, shaking these walls. This time our chains won't save me. I've been working later, I've been drinking stronger, I've been smoking deeper, but the memories won't stop. I can't stop thinking about you. I can't stop thinking about you. I can't get high, I can't get by, I can't get through. I can't stop thinking about you. Like poison coursing from me. My vision is blurred. This time my dreams won't save me. I've been working later, I've been drinking stronger, I've been smoking deeper, but the memories won't stop. I can't stop thinking about you. I can't stop thinking about you. I can't get high, I can't get by, I can't get through. I can't stop thinking about you. Iris Dinaj, questa voce bellissima, giovanissima, ma soprattutto questa grinta. Chissà che se noi donne riusciamo a tornare fuori questa grinta, che sarebbe anche ora, la usiamo quando non serve, quando serve magari non la usiamo. Vero, dottoressa? Cosa dice? Questa grinta le riusciamo sempre a tirarla fuori? Beh, io credo che le donne siano coraggiose, e lo ribadisco, soprattutto anche quando decidono di rimanere in situazioni di difficoltà, perché a parte che conoscono purtroppo quello e temono appunto di fare un passo successivo, ma lo sono in quanto riescono a sopportare cose che quando ce le raccontano sono veramente difficili e dure. Allora vi presento subito i due nuovi ospiti. Abbiamo il dottor Antonio Romeo e abbiamo un'altra signora, una donna, Laura Groppo, che spiegherà e ha avuto il coraggio di venire qui questa sera a raccontare la sua storia. Il coraggio di dire basta, avere il coraggio di dire quello che è successo. Allora, io intanto ringrazio il dottor Romeo, che voi avete già conosciuto, perché la prima domanda che io le faccio, dottore, è cosa sta succedendo a questi uomini? C'è un'età, perché sia il ragazzo giovane che un uomo maturo, un anziano, fa questa violenza verso questa figura di donna che magari dopo tanti anni anche lo ha curato anche bene, ha cercato di aiutarlo, questa violenza inaudita. Ma non abbiamo fatto passi avanti da quando lei ci ha lasciato l'ultima volta, ha detto speriamo che migliori qualcosa, ma l'educazione, il rispetto, dove stanno di casa? Ma guardi, allora, quello che succede oggi succede da quando siamo usciti dalle caverne. Non c'è nulla di nuovo e questo è il momento più bello per le donne rispetto alla storia.
Cioè, se noi studiassimo la storia, non con i nomi dei generali e delle battaglie, ma come viveva la gente, le donne nei secoli stavano molto, molto peggio di oggi. Detto questo, in un certo senso siamo ancora all'anno zero, e io credo fondamentalmente perché di questa roba continuano a parlarne benissimo, con sofferenza, le donne. Quando, ecco, adesso citando la signora, lei ha detto basta. Io credo che molto cambierà quando noi maschi diremo basta alla nostra violenza. Dobbiamo lavorare su di noi, perché il problema è solo nostro. Cioè, le donne sono solo coloro a cui facciamo del male, ma rispetto alla violenza non hanno nessuna responsabilità. Quindi se il maschile si impossessa del problema della violenza maschile, ne veniamo. Se lei dovesse capire cosa prova, che ne so, Dybala quando fa gol, a chi lo chiede? A lui o a sua moglie? Lo chiederà a lui. Perché non chiede agli uomini perché fanno violenza e cosa provano? Perché il problema è nostro. E si continua a declinare al femminile questo problema, da sempre in tutto il mondo, ma il problema è solo maschile. Quando più uomini prenderemo la parola su questo tema e avremo coraggio, come ha fatto prima Luca, di piangere per le nostre frustrazioni, per le nostre insicurezze, per le nostre paure, per le nostre difficoltà, a parlare con nostra moglie, con la nostra compagna senza usare violenza, sarà l'inizio di una vera rivoluzione. Senta, dottor Romeo, io quando ho visto Luca prima e ho visto queste lacrime scendere, forse delle volte anche una trasmissione come questa può entrare in un profondo, che è un momento, è l'attimo che riesce a cogliere questa persona e far sì che queste lacrime liberatorie scendano. Ecco, come ha letto questo messaggio che Luca ha dato a tutti noi? In modo bellissimo. Come ha detto giustamente la Katia Morellato, bene che abbia il coraggio di piangere, perché uno delle primissime cause delle violenze di noi maschi sulle donne è proprio la nostra incapacità di tirare fuori le emozioni e quindi di piangere. Noi ci riconosciamo il diritto di una sola emozione, la rabbia. Ma c'è anche la paura, la disperazione, l'angoscia, la tristezza, la paura di non farcela. Queste robe qua noi non le possiamo mettere, perché ad esempio siamo abituati a immaginare che l'uomo deve essere forte, no? Si ricorda quella pubblicità anni fa, denim, per un uomo che non chiede mai. Un uomo deve imparare a chiedere, deve imparare a piangere, deve imparare a dire non ce la faccio, aiutatemi. Soprattutto a chiedere scusa, che lo fa molto poco. Luca, cosa vuoi dire? Abbiamo paura di essere deboli nel confronto della donna. La donna invece è molto forte e su certe cose lo è molto più dell'uomo. Laura Groppo, dopo aver sentito il dottor Romeo e Luca, tu che hai provato questa sofferenza, questo tenersi dentro per paura di esternare quello che provavi, cosa vuoi dire? Beh, le cose sono tante quelle che dovrei dire, però naturalmente ridimensiono il tutto. Sicuramente tutti e due hanno ragione, perché comunque io parlo per mia esperienza. I 13 anni di matrimonio li ho potuti considerare come posso dire, lo stare accanto a una persona che aveva paura di me, che ero forte, che però mi tacciava di debolezza, perché il momento in cui me ne sono andata proprio è stato il mio prendere la posizione e dire no, fino adesso mi hai trattato da debole, gli ho puntato proprio il dito contro e questo lo ha svilito ancora di più. Comunque quello che voglio dire e mi sento di dire è di dare una sorta di coraggio anche nelle donne veramente di denunciare, perché per quanto la famiglia ti aiuti o gli amici o come anche nel mio caso i colleghi di lavoro, perché ho avuto un team di colleghi di lavoro che non posso far altro che ringraziare, è stato un muro di cinta, la vicinanza, un muro di cinta, tuttora mi sono a protezione di ciò e hanno capito perfettamente, pur essendo tutte donne, però vivendola comunque in una cosa strana, particolare per loro, perché Laura, era scusami, la prima ma volta. 13 prego. anni non sono tanti. Sono tanti, però beh, un po' grazie al lavoro che mi teneva sempre tanto impegnata e un po' perché chissà perché consideravo quello che mi stava succedendo come non stesse accadendo a me. Quindi lo vivevo in una maniera un po' particolare. Quando ho parlato con una dottoressa, una psicologa del telefono rosa di Treviso, mi dice che solitamente c'è una sorta, come dire, di protezione, di muro che si crea, ed è questo non sentirsi protagonisti. Non mi sentivo protagonista, è come se tutto fosse un film, una cosa vissuta in terza persona, tanto che per quanto io abbia dimostrato, non lo so,
amore, affetto e anche una maniera di trattare mio marito, il mio ex marito, dalla quale finalmente ho divorziato, quindi con amore. Ma da fidanzati com'era? Era così oppure c'è sempre questa maschera che non riusciamo a vedere oltre? Cosa allora, dici? noi abbiamo avuto chiamiamolo un fidanzamento molto molto breve, e quindi c'è stata una cosa molto veloce, quindi un non conoscere le persone. Diciamo che io mi sono sempre fidata, mi fido tuttora delle persone, non riesco mai a trovare il lato cattivo delle persone, non credo mai possa succedere e potesse succedere a me. E invece purtroppo è successo a me. Secondo te, quelli che ci stanno ascoltando da casa, tu che l'hai provato e che con tanta fatica sei riuscita a venirne fuori, a liberarti di questo essere un po' particolare, diciamo così, che consigli? Qual è il primo messaggio che tu vuoi dare? Cioè il primo che senti qualcosa che non funziona, cos'è? Questo offendere, mettere le mani addosso, questo clima di tensione, cos'è che dovrebbe far scattare subito e dire attenzione, qua devo fermarmi? Beh, sicuramente tutte queste cose che hai appena accennato, cioè qualunque sentore di una situazione che non è quella che dovrebbe essere la routine, il ménage familiare, quindi un rispetto per l'uno verso l'altro, questo deve essere il primo campanello d'allarme e proprio il rivolgersi immediatamente o al telefono rosa o, che ne so, come nel mio caso, essere andata immediatamente al pronto soccorso e invece lasci perdere, nonostante magari ti vengano dati dei consigli di andare al pronto soccorso, di denunciare. E poi c'è la goccia che fa traboccare il vaso e quindi ti fa prendere posizione e finalmente ne esci. Sentiamo allora un altro appello, quella della signora Gigliotti, che io saluto tantissimo, anzi andrò anche a trovarla, questo appello di questa signora massacrata di botte in sedia a rotelle, che lui l'ha ridotta così, era una persona normalissima e sana. Andiamo a vedere il servizio della signora Gigliotti. Secondo la Corte d'Assise d'Appello di Venezia, il tentativo di Stefano Rizzo di uccidere l'ex moglie Gianangela Gigliotti a colpi d'accetta non era premeditato. I giudici veneziani hanno accolto le richieste degli avvocati difensori dell'uomo Barbara Cotrufo e Anna Maria Giovannetti, facendo cadere l'aggravante che in primo grado aveva portato ad una condanna a 12 anni e 2 mesi contro gli 11 anni e 1 mese rimediati oggi. A supportare l'aggravante della premeditazione in primo grado sarebbe stata una lettera scritta dall'uomo un mese prima dell'aggressione che ha lasciato segni permanenti sulla donna. Nel corso dell'appello di questa mattina Rizzo è stato anche assolto da una delle accuse correlate, quella di aver preso la Fiat Panda aziendale utilizzata per la fuga. Nel corso dell'appello di questa mattina il procuratore generale Bruno Bruni aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado. La difesa invece, oltre a puntare all'eliminazione dell'aggravante, aveva chiesto anche la riqualificazione del reato da tentato omicidio a lesioni gravi, richiesta respinta dai giudici. Già nel mio caso c'è il rito abbreviato 1/3 di meno della pena, che poi ci siano decreti svuotacarcere, buona condotta e 5-6 anni starà fuori, perché questo si dice, non la trovo una cosa giusta. Oggi Gianangela era in aula e ha guardato negli occhi il suo ex marito. La donna da mesi ha intrapreso la strada della lotta al femminicidio, protagonista in prima persona di iniziative e raccolte firme. Ecco, io veramente saluto la signora Gigliotti. Pensate a che punto la brutalità, professor Romeo, arriva, cioè ridurre in questo stato irrimediabile, perché è una carrozzina, ma soprattutto questa donna che ha ancora il coraggio di guardare negli occhi questo uomo per capire cos'è successo. Io sono convinta che ancora adesso fa fatica a capire cosa può essere successo in questo uomo che lei amava. È successo quello che succede a tutti noi maschi quando facciamo violenza, da uno schiaffo a una brutta parola, a una pugnalata, a un pugno, al femminicidio. È sempre quello, ma ripeto, ci conosciamo da anni con Gianangela, ne abbiamo parlato spesso, anzi era preoccupata tempo fa perché aveva letto sul giornale che suo marito sarebbe uscito di prigione e le ho assicurato che non sarebbe uscito, infatti non è uscito, perché non ha fatto nessun percorso.
era su tutti i giornali, quindi posso anche Non dirlo. ha voluto fare il percorso? No, è venuto anche da noi, lo posso dire perché era sui giornali, era venuto anche da noi, ma dopo aver fatto 5 incontri individuali non è voluto entrare nel gruppo, quindi evidentemente una persona che non vuole cambiare. Questo è il vero problema. La violenza maschile è un problema maschile, o noi uomini vogliamo cambiare o non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Quando una donna mi chiede ma cosa posso fare io per cambiare mio marito? Zero. Nessuna donna cambierà mai. È lui che deve cambiare, non possiamo cambiarlo siamo noi che dobbiamo cambiare. Noi possiamo cambiare solo noi stessi. E basta. Laura, cosa vuoi dire sentendo queste parole, sentendo quello che ha detto la signora Gigliotti? Noi abbiamo un po' questo spirito da Croce Rossina di voler tentare di cambiare le persone. Io spesso al mio ex marito dicevo ma perché non mi vuoi bene? Ma perché mi tratti così? Con tutto il bene che ti voglio io, con tutto l'amore che ti posso dare, non so, il curarti nella malattia, in qualunque cosa, in qualunque piccolezza. E lui spesso mi rispondeva così, con un'area di insufficienza, senza darmi una risposta ben motivata. Adduceva sempre il fatto di violenze subite dall'infanzia, dalla sua famiglia. Però io gli dicevo, ok, può anche andare bene, però proprio perché hai subito tu violenze non devi trattare me in questa maniera, perché io non ti tratto male, io ti tratto bene. E ti voglio bene. E ti voglio bene. E quindi era questa la cosa disarmante per me, prima di tutto, perché non aveva senso. Spesso io lo guardavo con aria stranita quando si arrabbiava per nulla, ma veramente gli dicevo, tu non stai parlando con me, tu stai parlando con non so chi. Senti Laura, un'altra cosa che volevo chiederti, perché non sono tante, sapete, le persone che hanno il coraggio di venire davanti alle telecamere e di capire e di soprattutto spiegare a voi cosa si prova e questo coraggio che finalmente la telecamera non è più un problema. Io sono bella, sono pulita, sono forte ancora, io mi sento forte e ho il coraggio di guardare, come ha detto Gigliola, questo carnefice negli occhi. Certo. A Gigliola cosa vuoi dire, Laura? È difficile perché io vi dico solo questo. Quando sono stata in tribunale ho fatto, come dire, ho dato una spiegazione al giudice e non mi ricordo se ho esordito in quale parte del momento e ho detto al giudice, a chi c'era nel tribunale, nell'aula del tribunale, ho detto voi siete fortunati perché questa storia ve la racconto io, altrimenti l'avreste letta sui giornali. Avete capito? Io ho detto questo, magari ho allungato il discorso, però queste sono state le mie parole e vi giuro che in tribunale ho tirato fuori tutto il me stessa, sono stata tanto a parlare e ho avuto tanta soddisfazione perché ho avuto un giudice meraviglioso che ha condannato il mio ex marito a 1 anno e mezzo e ho avuto grande soddisfazione ed è una sorta di, come posso dire, di ricredermi nella giustizia. Dottoressa, cosa vuole dire? 13 anni di sofferenze, finalmente si trova proprio quella goccia che fa traboccare il vaso, che finalmente si dice basta, adesso ti denuncio, adesso mi riapproprio della mia vita. Beh, intanto complimenti, congratulazioni per il suo percorso che, ripeto, io considero lei un eroe, un'eroina proprio, si può dire, e coraggiosa. Tante donne spesso hanno vissuti di 20 anni, 30 anni, 40 anni di matrimoni, di sofferenze, di maltrattamenti. A me è successo una donna di 70 anni che è arrivata, si era sposata quando ne aveva 17 all'epoca e mi ha raccontato delle cose veramente terrificanti. Qualche volta arrivano queste donne con i figli adolescenti, perché spesso sono i figli che dicono adesso basta mamma, non ne possiamo più di vederti star male e quindi ce li accompagnano in pronto soccorso. Per questo ritengo che sia fondamentale per tutte e per tutti riconoscere questo fenomeno. Dal 2000 ad oggi sono più di 3.000 donne uccise, 3.200 e qualcosa uccise, 2 giorni fa, una è morta l'altro giorno, è stata colpita con una pistola dal marito che aveva ucciso la vicina di casa, poi si era ammazzato. Queste donne noi ce le dimentichiamo, perché se non sorgono subito sui giornali, sui telegiornali, rimangono lì, rimangono magari mesi ricoverate in ospedale in animazione e poi anche se muoiono
un trafiletto oppure nessuno Ma se le lei fila. accoglie le donne, ma cosa vuole dire questa sera agli uomini che ci stanno ascoltando? A questi uomini magari che sono vicini a queste donne, magari tumefatte, che in questo momento ci stanno guardando, magari appena picchiate, appena violentate anche verbalmente, magari psicologicamente, che sono veramente a terra. Ecco, si rivolga a questi uomini, dottoressa. Io credo che sia doveroso da parte loro chiedere aiuto, come ha detto il dottor Romeo, chiedere aiuto perché è fondamentale fare un salto di qualità, un salto culturale, una presa di consapevolezza, bisogna essere consapevoli del proprio agito, perché se la violenza, come viene detto spesso, è un dramma per le donne che la subiscono, è sostanzialmente solo una scelta dell'uomo che la agisce. Non ci sono scusanti, non ci possono essere e soprattutto non ci deve essere nessun alibi. Non sono malati questi uomini che colpiscono le donne, perché poi rischiamo di banalizzare il problema e quindi pensare come uomo: bene, ma quello era malato, quindi io sono sano e a me non capiterà mai. Non c'è nessuno studio che dimostra che i pazienti psichiatrici sono più violenti nei confronti delle donne. Anzi, i maltrattanti, quelli che uccidono le loro mogli, ex mogli o fidanzate e quant'altro, sono persone che si acchianiscono con violenza verbale, fisica, fino al femminicidio, solo nei confronti delle donne che hanno al loro fianco. Non sono cattivi e violenti con tutto il resto della società, anzi. Ma solo con la compagna o la moglie? Dottor Romeo, cosa aggiunge? È vero. Ma guardi, la signora è stata brava e magari tutte le donne riuscissero a lasciare il loro compagno violento. Però c'è da dire una cosa, io mi pongo questo problema, vedo uomini tutte le settimane. Questo uomo che lei ha avuto la fortuna e il coraggio di lasciare, un domani troverà un'altra donna. E se non farà un percorso farà le stesse cose che ha fatto lei. Ecco perché continuo a insistere che il nocciolo del problema siamo noi maschi. O accettiamo di farci aiutare per toglierci questa roba qua. Verso la violenza siamo tutti maschi e femmine per natura in qualche modo predisposti. La differenza è che c'è chi la fa la violenza e chi non la fa. Non ha nessuna giustificazione. Lei mi diceva che il suo ex marito lamentava il fatto che da piccolo, da giovane, aveva avuto violenza in famiglia. Molti degli uomini che vengono dicono così. E dicono, quando mi sono sposato ho detto a me stesso, mai farò come mio padre ha fatto mio padre. Non può arrampicarsi sugli specchi, dottor Romeo. No, per carità, è chiaro che l'esempio che si coglie in famiglia è molto importante. Si ricordi che i bambini, noi con la bocca ai nostri figli piccoli possiamo dire quello che vogliamo, quello che conta il comportamento. Certo. Se io dico a mio figlio il fumo fa male, continuo a fumare, lui quello che dico, di qua gli entra, di qua gli esce, vede che io fumo. Quindi se io vedo mio padre che tratta male mio padre, ma gli dico comportati bene con le donne, lui quello farà, capisce? Allora, io volevo leggervi alcuni dati che ha dato la direzione generale tramite il suo direttore Francesco Benazzi, che fanno molto pensare. Allora, nella Marca nel 2017 gli accessi al pronto soccorso di donne vittime di violenza sono state 588, nel 2018 sono saliti a 699, nel 2019 fino a giugno sono stati 364, c'è una proiezione che andremo a 700 vittime, io le chiamo vittime. Dottoressa, ma sono numeri che fanno allibire, cioè dopo tutto quello che abbiamo detto, che abbiamo raccontato, che abbiamo cercato di portare all'esterno, questi sono i dati. Cioè siamo in aumento come la solidarietà, cioè qui è un aumento tutto, anche la violenza è in aumento. Ma cosa si può fare allora? Allora, in realtà questi dati dimostrano anche che siamo stati più in grado, come pronto soccorsi, di identificare, intercettare queste donne, perché se in passato magari ci sfuggivano, appunto perché ci riportano dei sintomi che sono veramente molto vaghi, un mal di testa, un mal di pancia, e ricordo che il 36% delle donne soffrono di disturbi cronici che poco hanno a che vedere nella mente comune con un vissuto di violenza, perché se uno dorme poco o è un po' ansioso o ha le vertigini o il mal di testa ricorrente, io devo cercare di capire che possono esserci dietro appunto dei vissuti terribili. Questi numeri, per fortuna, sono così, vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro. Purtroppo non è in aumento la violenza in senso generale assoluto, è che siamo più capaci, noi come pronto soccorsi, ripeto, medici e infermieri, ma anche come società, a riconoscerla e a intercettarla prima. Allora, questi sono dati italiani che abbiamo letto, giusto dottoressa? Sono tutti dati italiani. Quello che non è italiano è che
dai 16 ai 44 anni nel mondo si subisce più violenza, cioè è una cosa generalizzata. Nel mondo ci sono tutte queste donne che subiscono violenza e l'età è l'età della nostra bellissima cantante, cioè si inizia proprio da piccoli ad avere queste forme di una gravità enorme. Ma cos'è sta storia? Lei che ci dà questi dati e li leggiamo anche bene perché sono dati importanti da lei, italiani e nel mondo la donna. Certo, nel mondo abbiamo, come ha detto giustamente lei, dai 16 ai 44 anni sono le donne più colpite, muoiono più che la tubercolosi, la malaria, gli incidenti stradali messi assieme o anche alcuni tumori. E purtroppo la mentalità, il problema è che la violenza si fonda su una serie di pregiudizi e stereotipi che sono difficili da togliere. Sono usciti dati recenti dell'Istat dove si dimostra, per esempio, parlando di violenza sessuale, che quasi un 40% delle persone, maschi e femmine, parliamo dell'Italia, considerano che se la donna vuole può anche rifiutarsi di subire un rapporto, e questo non è assolutamente vero. Se pensiamo all'interno di una relazione coniugale, per esempio, no? Un rapporto sessuale tra marito e moglie, se non è condiviso da entrambi, è uno stupro. Certo. E lo stupro è un reato. Quindi bisogna cambiare un attimino paradigma, cambiare i nostri occhiali e imparare a guardare le cose per quello che sono. Nel mondo ci sono 1 miliardo di donne che subiscono violenza e che vengono uccise, ok? E in Italia, parliamo del Veneto per esempio, dal 2014 al 2019 ci sono stati 46 casi di femminicidio. Sentite? Poi ci sono casi come quelli di Gianangela, che ho avuto l'onore di conoscere e che abbraccio se ci sta guardando, e che mi ha fatto veramente piacere conoscere per la sua testimonianza coraggiosa, che rimangono lì, e di queste donne che sono le sopravvissute purtroppo se ne parla troppo poco e troppo poco si fa anche per aiutarle. Sa, dottoressa, una cosa, e qui coinvolgo anche il dottor Romeo che noto, che più dall'apparenza la donna sembra forte, determinata, sembra padrona di sé, poi nelle mura domestiche diventa fragilissima. Io ho notato questo, dottor Romeo. Fragilissima, e come diceva la signora, quando si dice perché le donne non lasciano un uomo violento, no? C'è chi dice perché le donne sono stupide o c'è chi dice perché gli piace essere picchiate, sono sciocchezze evidentemente. La verità è che una donna spesso non ha coraggio come la signora di lasciare il proprio compagno per tante ragioni, motivi economici, lì è ancora affezionata, pensa di poterlo cambiare, ha paura che faccia del male ai i figli comunque vogliono bene al padre, ci sono tante ragioni, sempre complesse. Non conosco la storia della signora, mi immagino che non sia stato semplice lasciarlo dalla mattina alla sera, c'è stato un periodo... C'è stato un episodio che non... che ha diciamo, fatto traboccare il vaso. La famosa goccia, basta. Esatto, però non è facile per tante ragioni. Il problema è, torniamo sempre a bomba, guardi, noi potremmo continuare a parlare all'infinito di questo problema, ma se non lo ricondiciamo alla natura profonda, all'unica vera causa che sta in noi maschi, non ne veniamo a capo, capisce? Noi possiamo continuare a elencare statistiche, numeri, ciò che si fa, ma però il vero cambiamento lo deve fare l'uomo. Dobbiamo farlo, quindi faccio una provocazione, qui dovrebbe esserci pieno di uomini che ognuno dice, alzi la mano chi ha fatto violenza, e io l'alzerei subito, perché il pugno sul tavolo urlando 2 volte all'anno lo faccio anch'io, e quella è violenza, perché se quella cosa la faccio tutti i giorni, per anni, mia moglie è sballina. Mi spiego, una donna una volta è andata dallo psichiatra perché lui continuava a dirgli non ti ho mai toccato neanche con un dito, tu sei pazza. E sto tu sei pazza, tu sei pazzo, non ti ho mai toccato con un dito, ma la offendeva volgarmente, non vali niente, 1000 svalorizzazioni. Quella pensava davvero, sono pazza, è andato dallo psichiatra e ha detto no, lei è normale. Quindi la violenza psicologica, che è quella più grave, per molti, è già stato detto prima, e molti uomini non la vedono. Loro vedono soltanto quella fisica. Perché non la mettono in atto verso la donna, ma anche un pugno, come dice lei. Io mi ricordo quella sera che è stato qui, che ha dato quel famoso pugno, che tutti siamo sobbalzati. Ecco, questa è una violenza che si fa all'interno della casa e che delle volte fa più male, sì, però, magari di qualsiasi altra. Ma noi maschi diciamo è normale comportarsi così. No, non è normale. Quella è violenza. Luca, cosa vuoi dire? Mi chiedevo prima se tante volte non capiti che anche da parte delle istituzioni ci sia un po' di comportamento sbagliato, nel senso che magari uno dice anche denuncio, però troppe volte in televisione, al telegiornale, vediamo il massacratore che poi dopo 2 anni è libero e uno dice sì, e poi? Cioè, purtroppo io l'ho subita in un altro aspetto questa cosa, perché mi è capitato di fare una denuncia per un altro motivo,
però mi sono trovato incastrato, diciamo. Ascolta Luca, l'appello che vuoi fare questa sera, perché sei qui e cosa è che vuoi? Come ti possiamo aiutare, Luca? Oddio, a me, io di solito quando mi presento racconto la mia storia per dare forza magari a chi si abbatte, quindi a me piace sempre raccontare che dal mio dolore l'arte mi ha aiutato a trovare me stesso. Mi riferisco anche a quello che diceva il dottore prima sul fatto che tante volte noi dobbiamo essere noi stessi a cambiare, non parlo solo dell'uomo, parlo di noi come persona, perché io c'è stato un momento in cui mi sentivo vittima e tante volte l'uomo, sto facendo due ragionamenti su due aspetti, però tante volte noi facciamo le vittime. Io mi sono reso conto in un periodo della mia vita che mi piangevo addosso, quindi ho iniziato a reagire e grazie all'arte ho iniziato a trovare una strada diversa, ma ho voluto io, cioè ho fatto un lavoro dentro, nonostante il dolore, nonostante i problemi, e tutt'oggi io ogni giorno faccio un esame introspettivo e cerco di essere io a guardarmi dentro, a capire se sbaglio. Capita magari con la propria ragazza, con la mamma, di avere una discussione e poi dire guarda ho sbagliato in quel momento. A volte abbiamo questo orgoglio che non serve a niente, basta, anche se hai avuto una discussione, dire guarda ho sbagliato prima, ti chiedo scusa, sì, non legittima il fatto che magari te pesto e dopo, certo. Quello no, però tante volte dovremmo avere un po' più coraggio noi. E fare anche un passo indietro, fare un passo e invece indietro, di dare un pugno nel tavolo, magari fare una carezza a questa donna, che forse le cose si risolverebbero in maniera diversa. Andiamo col prossimo servizio. Li chiamano segnali e c'erano tutti, ma spesso purtroppo sono segnali sottovalutati e il film dell'orrore di Adria è il remake di una scena già vista. Giulia Lazzari è morta dopo 9 giorni di agonia in ospedale e quelle mani strette al collo dal marito Roberto Lococo, tanto strette da soffiarle via la vita, erano pronte evidentemente da giorni. Roberto, 28 anni, era fuori controllo da quando la giovane moglie 23enne aveva deciso di lasciarlo perché stufa della sua ossessionante gelosia. E il 6 ottobre scorso, 48 ore prima dell'aggressione fatale, l'uomo si era sfogato su Facebook. Non è giusto però così. Io sono quello che sono, lo sapevi, ma tu hai sbagliato e mi hai fatto malissimo. Ce l'hai anche tu la colpa che in questi mesi mi hai trattato come spazzatura. E poi, ok, l'hai voluto tu questo, io no, mai voluto separarmi da te. Negli ultimi mesi Lococo, accusato ora di omicidio volontario aggravato, si era sfogato spesso su Facebook contro la giovane moglie e prima ancora sembrava essere addirittura orgoglioso di quella gelosia che sarebbe stata la causa della rottura con Giulia. Agghiacciante la conversazione del 29 luglio, quasi una profezia di quanto sarebbe accaduto poi. Non truccarti, fatti brutta, non aggiustarti i capelli, non salutare nessun maschio, scrive il 28enne alla ragazza che lo informava di uscire ad andare a far la spesa. Lei replica, ma perché fai così? E lui le risponde, perché se ti fai bella ti guardano tutti, invece così no, e io risparmio 30 anni di galera fatti per omicidio. Poco più di 2 mesi dopo, quelle frasi sono diventate una terribile realtà, fatta di una giovane morta, di un uomo in galera e di una bimba senza più genitori. Allora, ha preso il posto della dottoressa, l'avvocato Tocchetto. Allora, Tocchetto, lei sostituisce una dottoressa, la dottoressa Morellato. Ma perché la sostituisce? Perché lei sta difendendo, si può dire così, la persona che abbiamo visto prima, ha scosso la testa, però purtroppo è la realtà. Cosa è successo? Spieghiamo questo Rizzo che uomo era. Giustamente il dottor Romeo ha detto non ha voluto fare i percorsi. E perché lei lo difende? Si poteva anche rifiutare, avvocato? Allora, questa è una questione un po' dolorosa, soprattutto per me che mi occupo di tutt'altro. E quando ci sono casi di questo genere qua, i tribunali nominano tra gli avvocati un tutore. Nel caso di Rizzo era morta la mamma, bisognava disbrigare le pratiche. Ripetiamo che Rizzo Stefano era il Rizzo. marito della signora Zanolla. Della Zanolla. E bisogna sistemare le pratiche dell'eredità, per cui c'è bisogno di un tutore. In realtà c'era un avvocato prima che ha potuto presentare un certificato medico e anche un certificato di famiglia che aveva impegni familiari. Io purtroppo non potevo farlo e ho dovuto accettare l'incarico che non è di difesa ma di tutore per disbrigare le questioni appunto legate all'eredità. Ed è un obbligo di legge, noi dobbiamo portare delle giustificazioni. Io ho tentato di oppormi con tutte le mie forze ma non ci sono riuscita. Io poi sono andata a trovare questo signore
Devo dire la verità che ringrazio il dottor Massimo Franco, che all'epoca era il direttore del carcere, con il quale proprio mi sono confrontata e non avevo proprio voglia di andarlo a trovare. Lui mi ha accompagnato personalmente. Ho trovato una persona, adesso io non ho seguito l'ultima fase processuale, una persona molto tranquilla, ma veramente solare. Sentite. Al quale io ho dato delle carte da firmare e lui mi ha guardato anche con aria di sufficienza e io a un certo punto gli ho detto: ma lei non si vergogna di quello che ha fatto? E lui mi rispose, me lo ricorderò sempre perché è stata una frase tombale, dice: ma mi dicono che la signora va anche in giardino a fumare la sigaretta, tutto sommato sta anche tranquilla. Avete sentito? Io sono rimasta agghiacciata, ho preso le carte e me ne sono andata, peraltro insomma sono stata illegale della signora Groppo, per cui voglio dire, quella storia l'abbiamo vissuta insieme e lei è stata una donna coraggiosissima. Nel caso di specie io so che ho chiamato io poi i giornalisti dopo qualche giorno e ho detto: fate un articolo su questa signora di Rizzo, perché è una roba incredibile, e fecero un bellissimo articolo su questa signora dicendo appunto tutto quello che aveva sopportato, perché io, se devo essere sincera, ripeto, io non sono il legale di Rizzo, sia chiarissimo, ma sono stata solo il tutore. Ho dovuto tra l'altro fare la relazione proprio 15 giorni fa dell'anno in corso. Che controlla, diciamo, sì, le spese io di Rizzo. sono una specie di amministratore di sostegno, diciamo. Esatto. Però devo dire che questa frase mi è proprio... Io insomma non sono una che si impressiona molto, sono rimasta di ghiaccio. Dottor Romeo, ma una frase del genere che non ha capito niente, cioè che non l'ha neanche metabolizzato. Cioè, questa va in giardino, cosa vuole di più? È ed è su una sedia a rotelle massacrata di botte. Cioè, guardate, che condanna ha preso questo Rizzo? Mi pare adesso abbia 11-12 anni, perché ha avuto anche un comportamento... Ma può essere che ha le attenuanti? Ma probabilmente sì, so che è anche uno di quelli che si comporta meglio. Aggiungo solo, dopo lascio il dottor Massimo Franco, io mi confrontai con lui perché ero rimasta e vi devo dire questo, e lo dico in trasmissione perché è significativo. Mi disse: guarda, lui si sta comportando benissimo. Fece portare da un secondino una scatola nella quale aveva delle donne che scrivevano a lui. Avete capito? Quando io vi dico a Sveglia Veneti che siamo così sbagliate, incredibile. Ecco. Dottor Romeo? Sì, no, io non ho parole. Molti criminali sono corteggiati da molte donne, è un classico purtroppo, cioè molte donne si innamorano perdutamente dei criminali. Detto questo, e qui ci può anche essere un aspetto quasi patologico in quel momento, io parlo di quello che so, io vedo da anni questi uomini, non ho mai visto matti, pazzi, malati, sono tutti normali. In un percorso di 2 anni entrano dicendo: è colpa di quella puntin mia moglie che mi provocava, perché sei come le donne, tu, e vanno via dicendo: anche se mi provocava, non ero autorizzato a usare la violenza. Noi li aiutiamo fondamentalmente su 2 piani. Prima, a togliere dalla testa tutti gli stereotipi maschilisti, no? Che cos'è una donna? Tutto questo bagaglio di robe, faccio un esempio banale: donna volante, pericolo costante. Questa è una sciocchezza, perché nei fatti non è vera. La maggior parte degli incidenti li facciamo noi uomini. Però fa parte di quegli stereotipi maschilisti per cui le donne... Sempre sottovalutate. E questo è banale. Ci sono molti di più gravi, per cui nella nostra testa, come diceva quel ragazzo che ha ucciso la compagna, tu mi hai fatto del male, tu. E purtroppo qui è proprio un dato oggettivo di tutti gli uomini che vedo. Noi trasferiamo sulla nostra compagna le nostre paure, le nostre frustrazioni. Come devi vestirti, cosa non devi dire, cosa devi fare, non mi devi far soffrire. Di fatto è la nostra fragilità che si esprime in questo modo. Davanti a una donna che, forte o non forte che sia, non c'entra nulla col nostro problema. Certo. Questa roba qua è tutta roba nostra, della nostra testa, capisci? Noi aiutiamo questi uomini prima di arrivare al femminicidio, perché se un uomo mi fa: ma noi potremmo fare un femminicidio? Io dico: guarda, io non so, ti dico solo questo, che gli uomini che fanno i femminicidi prima hanno fatto i comportamenti che mi dite voi, mi spiego? E siete qui per interrompere questa roba qua. Alcuni ce la fanno, altri no, è un po' come per la dipendenza dall'alcol o dalle droghe. Ci sono quelli che ce la fanno in comunità e quelli che non ce la fanno. Io dico sempre che la violenza maschile sulle donne è molto più grave di alcol e droga. Sì, ma se uno non vuole essere aiutato, come si fa? È un grosso problema, è un grosso problema. Diventa un problema nostro, siamo noi allora che dobbiamo denunciare di più. Sì, è chiaro che dovrebbe denunciare di più, però non è così semplice, capisci? Perché dire denuncia... No, al tempo. È chiaro che se mi dice devono denunciare, sì, punto. Ma non è così semplice. Ci sono tantissime cose in mezzo.
Io dico, per prima cosa, Madonna, rivolgiti a un centro antiviolenza. Lì ti danno assistenza giuridica e psicologica gratis e ti fanno capire lo stato dell'arte, dove sei, cosa puoi fare, dove puoi andare. Perché poi c'è la casa rifugio e tante altre robe, ma almeno ti aprono gli occhi su tutta la faccenda. Per come la vedo io, ripeto, il nocciolo del problema è noi maschi dovremmo farci aiutare a essere uomini un po' meno maschi. Tanto per Il capirci. punto di Leopoldo Bottero. Buonasera a tutti. La settimana scorsa mi sono goduto, ho partecipato alla raccolta dei prodotti per i bambini nelle farmacie, in particolare a Treviso, e con grande soddisfazione ho visto la grande sensibilità delle persone rispetto a questo problema. Questi prodotti sono molto importanti perché i bambini poveri sono di più degli adulti poveri e anche nella nostra organizzazione, nel Banco Solidale, ci servono e ci servono moltissimo. E quindi grazie a tutti quelli che hanno fatto qualcosa, ricordatevene anche nei giorni a venire. Grazie anche alle farmacie comunali, grazie alla sensibilità, perché hanno anche guidato le persone a scegliere i prodotti giusti, quelli con lo sconto e così via. Quindi bella dimostrazione di solidarietà. Bravi e grazie. Poi in questo periodo si parla molto di violenza sulle donne, di femminicidi e così via, e ognuno si guarda dentro. Io ho una figlia, ho 2 nipoti, moglie, ho avuto una mamma, una nonna e così via, e oddio, le mie donne gli ho sempre voluto bene, e guai chi le tocca, e mi pare impossibile che qualcuno passi per la testa l'idea di sfogare i suoi problemi con la violenza. Però bisogna stare attenti, non esiste nessun lavoro che si fa da sé, e quindi ben venga anche questa settimana, questo periodo in cui magari si esagera, però guardate, la violenza c'era anche prima e non veniva fuori, perché in caso di violenza carnale bastava sposare la violentata e non aveva neanche più senso di esistere il reato, che era una cosa bruttissima. E molte altre violenze, le donne, non avendo autonomia economica, come si dice qua, se ammagnava. Allora bisogna andare avanti. Guardate, una civiltà, un popolo, non va avanti se non è unito, e se noi non facciamo pensare la metà di questo popolo, che sono le donne, andiamo avanti con metà delle capacità intellettuali. Quindi diventiamo deficienti nel senso etimologico. Bisogna che uomini e donne partecipino a tutte le fasi della vita, non solo a quella familiare, anche a quella lavorativa, a quella politica, a quella culturale, perché solo così si va avanti e solo così si avrà anche l'equilibrio e solo così si potrà abbattere queste violenze che mi auguro siano sempre di meno. Arrivederci. Arrivederci Leopoldo Bottero, è il momento delle buste, guardate, buste che ha la Mirella, non so neanche se la farò aprirle tutte. Allora questo signore, questo uomo, è arrivato nelle farmacie per la raccolta dei farmaci per i bambini in ritardo. Allora ha lasciato questa busta che è ancora sigillata, come vedete, vediamo cosa c'è dentro, ecco qua, caro. Per signora Tuzzato, sembra mimida, 20 euro, guardate, ecco, questo non aveva fatto in tempo, però ha lasciato queste alla farmacia. Poi abbiamo un'altra busta, Luciano, 100 euro, grazie Luciano veramente. Poi un'altra busta ancora, qui c'è la Giusi, 20 euro. Poi abbiamo un'altra busta ancora, guardate, ecco, queste sono della raccolta della Madonna della Addolorata, sono 1000 euro, come vedete che li abbiamo contati prima, guardate cosa è arrivato. Poi un'altra busta ancora, che è quella che avevate visto Marzia prima al Banco Solidale che aveva fatto vedere, con un assegno dentro, eccolo qua, di 500 euro. Guardate cosa sta arrivando, e poi c'è il biglietto che poi leggeremo naturalmente domani mattina. Aspettate perché non ho mica finito ancora. Poi abbiamo Rosario per i poveri. Vediamo Rosario. Caro Rosario. 50 euro Rosario. Aspetta perché qua è una confusione che vedremo se siamo fatti tutti. Un altro biglietto
buone feste, 50 euro, Sergio, guardate, con la sua Bruna, grazie, grazie Sergio. Io non so veramente come ringraziarvi, ma veramente non so come ringraziarvi. Tutte le persone che fanno i bonifici, tutte le persone che mi chiamano, ce ne sono tantissime, ci sono anziani che veramente cercano di voler aiutare il prossimo. Un'anziana mi dice: prendi Mirella, devi prendere la legna, riscaldare le persone come me che non ce la fanno, magari prendi che ti aiuto. Perciò pensate cosa vuol dire solidarietà per il Banco Solidale ai Veneti schiacciati. Io volevo una cosa chiederti. Hai sentito la dottoressa, hai sentito l'avvocato, gli avvocati, ma quando sentiamo l'avvocato Tocchetto che dice che vicino a questa cella di questo uomo ce n'era un altro che riceveva decine di lettere di donne innamorate di questi uomini, tu che hai provato la violenza di ma cosa vuoi dire a queste donne che ci staranno ascoltando da casa? Allora, è sconvolgente il sentire queste cose. Io racconto la mia storia, non l'ho raccontata naturalmente adesso in televisione, però le persone che mi conoscono ormai non ne possono più di sentirla. E non la racconto perché mi compiangano, ma semplicemente perché debbano capire che cosa succede all'interno delle mura domestiche, e quello che ho provato io non dovrebbe mai succedere a nessun'altra persona al mondo, che sia donna, che sia uomo, che sia bambino, a prescindere. Questo è. Però purtroppo succede di peggio. Io mi domando, dopo quello che hanno sentito, che hanno letto, che hanno visto, avvocato Tocchetto. Perché De Cleva, che è quello famoso che ha ucciso a pezzi la moglie a Preganziol, che poi l'ha fatta sparire, l'hanno trovata mi pare comunque vicino a Torino. E De Cleva è uno che si sta comportando benissimo in carcere, il sistema cosa è vuol dire computer, comportarsi benissimo ha un in comportamento carcere? corretto, sta recuperando moltissimo, per la giustizia è un buon comportamento. In realtà anche lui, questo signor De Cleva, mi dicevano appunto, è oggetto di lettere di ammiratrici che gli scrivono continuamente. È un problema molto serio, ha ragione Laura quando dice bisogna, come dire, farsi forza, venirne fuori. Lei tra l'altro ha parlato della violenza fisica, ma la sua vera violenza era una violenza psicologica di diminuzione della persona, gravissima, perfino in tribunale ha provato a dirlo, ma per fortuna l'abbiamo portata a casa la condanna, però è stato violento anche in quel caso lì e il giudice è stato bravissimo a capirlo. Ma nel caso di questi soggetti qua, che cos'è che le spinge le donne? Io sinceramente non lo capisco, però vi posso assicurare che sono, come dire, oggetto di ammirazione da parte di un popolo femminile che invece dovrebbe fare tutt'altro e additarli e condannarli. Dottor Romeo, dobbiamo cambiare la testa agli uomini, ma forse dobbiamo cambiarla anche a noi. Guardi, la trasmissione, Perché, oddio, per carità, però voglio dire, io dico una cosa banale spesso: quando noi maschi smetteremo di fare violenza sulle donne, non ci sarà più il problema della violenza sulle donne. Sembra un giochino dobbiamo andare proprio all'origine del problema. Il problema è tutto nostro qua. Mi spiego, per ciò che ci portiamo dietro dall'eternità, da sempre, da quando siamo usciti dalle caverne, di quel cono d'ombra nella nostra abilità, che è questa, diciamo, sintonia con la violenza che c'è in maschi e femmini, noi un po' più forte, ma che comunque possiamo evitare. Cioè, se anche pensieri cattivi, faccio un esempio banale, li abbiamo tutti, no? Tutti noi qualche volta nella vita abbiamo pensato di strozzare Beppi, Tonio, Nane, di occupastato, di fare una rapina in una gioielleria. I pensieri non hanno mai fatto del male a nessuno, quello che fa del male sono le parole e le azioni, chiaro? Allora, tutti in qualche misura potremmo essere violenti, uno ti taglia la strada, il tuo collega di lavoro ti passa davanti, il tuo parente ti umilia, tutti abbiamo momenti in cui vorremmo farlo, ma non la facciamo. Ecco, per noi maschi in qualche modo è come se avessimo la patente per poterla fare. Luca, perché ormai siamo in chiusura, cosa vuoi dire? Come ci vuoi lasciare? Mi giuro che avevo idee talmente chiare, ma talmente chiare che sono con una confusione adesso che non mi capisco più, veramente non riesco più a capirmi. Darò dalla dottoressa Morellato, che gentilmente è ancora qua, a farmi un po' le idee chiare, perché forse donne, guardate che veramente dobbiamo anche noi fare qualcosa in più. Prego Luca. Io ormai mi sono inserito in questa argomentazione, lascerei perdere perché comunque... No, parla della tua perché è importante anche la tua, è sempre una sofferenza. Parlando di sofferenza cosa posso dire? Che a volte è difficile, che ci sono purtroppo
giorni in cui basta che ti dicano qualcosa e scatti. Cioè, purtroppo io perché ho male, purtroppo ci sono casi dove invece abbiamo citato prima l'alcol o la droga che sono ma anche lì parte sempre dal, come faceva l'esempio, diceva se tu vuoi farti aiutare ti aiutano, ma parte da te, se no non te va da nessuna parte. Cos'è che speri tu? Cioè ci sarà pure qualcosa per aiutarti con questo dolore terribile che continui ad avere? Purtroppo io ho fatto tutto quello che era possibile a livello medico e anche oltre il medico, quindi cercare con la meditazione. L'ultima cosa che ho fatto è stata l'anno scorso, mi hanno fatto una termoablazione a livello della spina dorsale, quindi siamo andati a spegnere i nervi, non è cambiato nulla. Il più delle volte vengo fuori da questi interventi con più dolori di prima. Io più che dire che sono stanco, non so più. Cioè io stanotte all'1 ho scritto al professor Raffaeli della Fondazione ISAL, che è la fondazione di Rimini che mi sostiene dal 2012, disperato. Cosa può fare quest'uomo se non dirmi Luca, io non so come aiutarti perché quello che potevamo abbiamo cercato di farlo. Io di mio cerco di non abusare di farmaci perché mi sono trovato in passato dipendente. Certo. Io ero dipendente come un tossicodipendente. La differenza, e qua torniamo al discorso di prima, della forza di volontà che ci mette una persona è che io da questa dipendenza ci sono uscito nonostante i dolori, crisi d'astinenza, problemi, ci ho messo 2 anni a scalare, perché adesso chi tecnicamente, magari un farmacista, un medico, può capire, ma quando io parlo di prendere 1300 mg al giorno di Depalgos, che è un farmaco oppiaceo, e oggi arrivo a 50 mg, io faccio sempre l'esempio di fa finta di avere in mano al giorno da spendere 1300 euro e 50 euro, cioè è una differenza grandissima. Enorme. Quindi io ero preso anche da questi farmaci, ma con la forza di volontà, con la ricerca che ho fatto dentro me stesso, la forza, la voglia di uscire. Poi nella mia vita sono arrivate altre bastonate, magari ci sarà un'altra occasione perché ho subito una truffa grandissima. Beh, guarda, in fatto di truffa c'è 3/4 d'Italia che ha subito truffe terribili. La truffa di una persona amica che ti porta via i soldi che tu hai vinto da una causa di 8 anni, soldi della gamba, è una cosa devastante. Devastante è stato, quindi altra bastonata perché una parte era dei soldi miei, una parte erano soldi di mia mamma, quindi mi sono sentito in colpa anche su questo nei confronti di mia mamma. Poi siamo una famiglia forte a livello di spirito. Siete uniti, perciò ci siamo si supera. trovati in ginocchio a livello economico. Pensate. In ginocchio totale. La cosa più spiacevole, e lo dico in televisione sperando che ci sia qualcuno di quelle persone che mi dicevano ti aiuterò, ti compro io delle opere, però ti mano neanche uno. Zero. Non sta neanche a dirle queste cose perché mi mortifichi e mi ammazzi ancora di più, perché sai che ho zero, mi hanno portato via tutto, mi illudi di aiutarmi e invece un giorno farò, un giorno prenderò. Ma prenderò cosa? No. Con queste parole chiudiamo anche questa seconda parte. Io dico grazie. Sentiremo anche la nostra bellissima cantante. Con quale canzone chiudi questa puntata? E insieme a te sto bene di Marco Mengoni. E insieme a te sto bene. Io vi dico grazie e sentiamo la canzone. Cosa vuoi da me? Cosa pretendi da me? Se giusto non lo so. Elementare sì e no. La donna è donna, tu una donna sei. Che importa cosa fai? Resta qui con me finché vuoi, e da mangiare c'è. Insieme a te sto bene, tra le braccia tue così. Adesso non parlare.
Teniamo nelle vostre braccia adesso, uomini, è notte. Ciao, grazie a tutti, ciao.